Siamo con Eliana Bovolenta, un'imprenditrice di Casale sul Sile. Lei lavora in particolare nell'ambito artigiano e oggi si candida al Consiglio regionale con il Partito Democratico. Quindi uno dei temi che vorrà portare in regione sicuramente è quello del lavoro. In concreto, che cosa si può fare su questo fronte, che naturalmente poi alla fine viene in un modo o nell'altro affrontato da tutti i politici, ma che cosa non è stato fatto finora, che cosa si può fare in più? Sicuramente bisogna avere un occhio di riguardo per la possibilità delle imprese di accrescere la produzione e quindi la possibilità di offrire lavoro. Il lavoro non si inventa, il lavoro si manifesta con delle condizioni che le imprese possono mettere in pratica e quindi un aiuto concreto alle imprese per poter accedere al credito, meno burocrazia, meno fisco e appunto anche agevolazioni rispetto all'assunzione, come già sta facendo il governo nazionale, ma che nel programma di Alessandra Moretti viene incentivato con un ulteriore contributo di 6.000 euro per il primo anno di assunzione di un giovane sotto i 29 anni. Come si può fare per ridurre il fisco? Perché naturalmente è una materia nazionale, dello Stato. La riduzione del fisco è un tema, diciamo, molto difficile, finora abbiamo visto, da affrontare, perché in realtà la pressione fiscale in Italia aumenta invece che diminuire. Io penso che evitando quella parte di evasione fiscale e quindi con una contribuzione minore da parte delle imprese, dei piccoli artigiani e soprattutto con il recupero di quella buona fascia di corruzione e di criminalità che si porta via una parte del PIL italiano, si possa sicuramente ridurre il peso fiscale per le imprese. Però tra una regione e l'altra dell'Italia ci sono delle differenze notevoli, insomma, in fatto di contribuzione. Certo, anche questo è un tema importante. Noi siamo così un po' schiacciati, diciamo, tra due regioni a statuto speciale e quindi che sicuramente hanno la possibilità di avere maggiori risorse rispetto a noi. Trattenere nel Veneto una parte di quelle che sono le ricchezze, chiamiamole, da noi prodotte, è sicuramente un punto che dovrà essere affrontato. Penso che sia fondamentale per il Veneto per poter tornare ad essere leader nel campo economico. Ma quindi lei ci crede nella possibilità che il Veneto diventi regione autonoma? No, non ho detto che il Veneto diventi una regione autonoma, ho detto che si debbano mettere in pratica delle politiche per cui una parte di ciò che i cittadini veneti pagano possa in qualche modo rimanere alla regione. Io, quando i sindaci hanno proposto il 20% che rimanesse in Veneto, ero tra quei sindaci che sono andati a marciare a Roma. Non ero sindaco, l'ho fatto da assessore.